per quanto io non sia un metodologo o un epistemologo, però chi fa clinica si confronta con aspetti metodologici e epistemologici, perché questi poi in qualche modo suggeriscono al clinico alcune possibilità. Io trovo che sia molto importante però cercare di conoscere meglio alcune caratteristiche del processo diagnostico, soprattutto quello basato sui manuali statistici, che tutti voi conoscete, insomma, no? Perché i manuali statistici poi sono a loro volta la base delle indagini epidemiologiche e noi siamo un po' abituati a bere, no? A mangiare anzi, no? Le indagini epidemiologiche un po' senza interrogarci troppo sulla qualità nutritiva del cibo che stiamo ingerendo, insomma le prendiamo per scontate, diciamo, insomma il 10% sono uomini, il 90% sono donne, vabbè è così, no, non è così, è molto più complessa la situazione. Le indagini epidemiologiche, vi anticipo, insomma poi spero di argomentarlo sufficientemente, in qualche modo mostrano un aspetto della realtà, ma la realtà è infinitamente più complessa di quello che viene mostrato dalle indagini epidemiologiche. Vediamo però come sono costruite, perché hanno la loro importanza, perché anche poter leggere comunque una rappresentazione della realtà offerta dalle indagini epidemiologiche può essere importante, ma queste premesse sono indispensabili. Bene, per poterne parlare dovremmo discutere di attendibilità delle statistiche, dovremmo discutere dei criteri di scientificità della psicologia e anche della psicoterapia, che sono due cose diverse, e dovremmo chiarirci su alcuni aspetti relativi alle caratteristiche psicopatologiche dei disturbi del comportamento alimentare. Sono temi imprescindibili per chiunque si appresti a studiare o a far clinica con queste manifestazioni. Beh, noi siamo abituati, anche un po' tra noi psicologi, a dare per scontati alcuni assunti di base della nostra scienza e anche della psicoterapia. Siamo abituati a utilizzare parole come diagnosi, cura, terapia, patologia, sintomo, disturbo mentale, normalità, un po' dando anche qui per scontato che si abbia tutti una comune e univoca definizione del significato di questi termini, no? Da cui poi origina poi un po' anche tutta la ricerca scientifica, no? Come si fa ricerca scientifica sui disturbi mentali se non c'è una definizione di disturbo mentale, no? Sapete tutti cos'è la validità di costrutto, insomma, i psicologi le studiano queste cose. Per cui, insomma, noi ci aspettiamo che normalità e disturbo mentale siano molto ben definiti, altrimenti poi che valore ha tutto il resto? Beh, anche perché fenomeni come anoressia e bulimia, che rischiano di diventare emergenze sociali, vanno comprese anche un po' alla radice del loro significato. Beh, in realtà non è liquidabile con un'alzata di spalle questo dibattito, perché è alla radice di quello che stiamo facendo noi come psicologi, che facciamo noi tutti i giorni. Questo dibattito è un po' anche alla base della grande differenza che c'è tra i trial scientifici in psicologia e in psicoterapia e tra i trial scientifici che ci sono in biologia e medicina, dove i costrutti sono molto più definiti, specifici e obiettivi. I trial sperimentali hanno un valore completamente diverso. In medicina e in biologia alcuni costrutti sono molto più chiari e definiti dei costrutti che utilizziamo noi. Per cui è chiaro che dal trial biomedico si possa passare in una maniera diversa all'applicazione clinica, cosa che non è affatto scontata in psicoterapia. Vediamo un po' però cos'altro possiamo aggiungere. I disturbi del comportamento alimentare, tra l'altro, a differenza di altri disturbi psichiatrici, fatta eccezione per le dipendenze patologiche, io ho iniziato occupandomi di tossicomanie 20 anni fa in un CERT, hanno la caratteristica peculiare di avere importanti ricadute sul reale del corpo, no? Beh, un po' tutti i disturbi psicologici hanno ricadute sul reale del corpo, basti pensare all'ansia, però qui parliamo di disturbi che nella coda più importante, nella coda più grave, nell'estremo più grave, possono portare come conseguenza diretta la morte del soggetto. Quindi insomma
è probabilmente l'unico disturbo psicologico che ha questa conseguenza. No? Bene, questo che vuol dire? Vuol dire che sicuramente la componente medica del trattamento di disturbi del comportamento alimentare è una componente imprescindibile. C'è la morte del corpo, c'è il corpo che si disgrega, ci vuole il medico, c'è poco da fare. Beh, questo però non deve diventare un principio per cui le cure partono dalla medicalizzazione. Non basta dirlo, non devono essere medicalizzate, perché ahimè io leggo tanto e troppo rispetto alla medicalizzazione di questi disagi. E francamente dovremmo un attimo invece fare un passo, no, avanti rispetto a questo problema. La medicalizzazione del problema è indispensabile nei casi in cui è opportuna, ma così come lo è questo dibattito, ragazzi, c'era già con le tossicomanie. Insomma, a me sembra di rivivere più o meno un déjà vu, no? Cioè lì l'abbiamo risolta, è un po' più un motivo sociale questo qui dei disturbi del comportamento alimentare. Si parla, ma il medico sì, il medico no, ma come fa lo psicologo a fare la valutazione medica? Va dal medico di base, insomma. Cioè, parliamo comunque di disturbi psicologici, ok? Queste psicopatologie si collocano nell'ambito della relazione, non nel cervello del soggetto. Solo se trattate come psicopatologie potranno rivelare la loro dignità quali espressioni di un dolore, questo lo diceva anche il collega Mendolicchio, che il paziente non avrebbe potuto esprimere altrimenti. È stato forse l'unico modo in cui queste persone sono riuscite ad esprimere il loro dolore, attraverso questo sintomo, che noi chiamiamo disturbo, ma che è anche un sintomo. Beh, noi sappiamo che la clinica è per questo il terreno della singolarità e dell'unicità. In questo tabelle, indicatori, scale di valutazione, riferimenti alla genetica molecolare, indici statistiche infondono un illusorio senso di sicurezza e danno a tutti l'illusione di poter delimitare e controllare un fenomeno che in realtà è ben lungi dall'essere controllato e delimitato. La psicologia sociale ha mostrato, e noi sappiamo tutti, che potere persuasivo del numero, no? Il numero di per sé è una sua autorevolezza. Mostrare tabelle e numeri rende tutto il discorso più credibile. Il mio discorso, quello che sto facendo ora, argomentare, sembra meno credibile perché ci sono pochi numeri e poche tabelle. E noi sappiamo che i psicologi sociali hanno studiato questo fenomeno come uno dei fenomeni delle leggi di persuasione. Vi fanno vedere dei numeri, voi date per scontato che siano giusti, insomma, no? Chi è che poi si mette lì ad approfondire, eccetera? Beh, qualcuno lo fa. Beh, allora, per meglio conoscere i valori e i limiti delle ricerche epidemiologiche sui DCA può essere utile a questo punto introdurre altre due questioni: le logiche con le quali sono ideati e costruiti i DSM e i costrutti con i quali si indicano i disturbi mentali. Beh, va detto subito che il gruppo di lavoro del nuovo DSM-5 ha tolto di mezzo la componente comportamento, perché ormai non si chiamano più DCA, anche se noi ci piace continuarli a chiamare così, ma si chiamano disturbi dell'alimentazione, della nutrizione e dell'alimentazione. Quindi il comportamento già ce l'hanno tolto. Beh, questo aspetto, come dire, non è l'unico, no? Il DSM-5 del 2013 ha modificato anche altre cose. Tra le altre ha introdotto finalmente una definizione dei disturbi di DCA, no? Che ora appunto si chiama disturbi di nutrizione. Ha introdotto una definizione, prima non c'era, cioè prima parlavamo di una cosa che non era definita. Lo sapevate questo? Beh, i disturbi della nutrizione, questa è la definizione che viene data nel DSM, la nostra Bibbia, o quella insomma nostra, degli psichiatri, tutti quelli che si occupano di disturbi del comportamento alimentare e di psicopatologia. La definizione del 2013, la trovate tutti, ma ve la rileggo. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo dell'alimentazione. Poi continua.
Non voglio dire altro, insomma. Beh, ora, no, questo è importante perché quando si parla di statistiche epidemiologiche, survenutà di anoressia, sembra sempre che noi abbiamo tutto ben chiaro e definito, insomma, ma noi dobbiamo andare un po' alla radice di queste cose, perché altrimenti veramente alcune cose non si comprendono fino in fondo. Come funziona il DSM rispetto ad altre manualistiche? No? Siccome il DSM lo utilizziamo anche noi psicoterapeuti, psicologi psicoterapeuti, perché la psicopatologia è quel campo di confine, no? Che c'è tra noi e il medico. Beh, nel DSM c'è da dire che tutti i criteri hanno tutti lo stesso peso diagnostico, ossia non è fatta distinzione tra un criterio e l'altro. Lo sapevate questo? Bene. Questo approccio è definito politetico ed è esattamente quello opposto a quello che c'è in vigore in medicina, che invece è di tipo monotetico, dove è sempre necessaria la presenza di uno o più specifici sintomi per porre diagnosi di una determinata patologia. Cioè in medicina ci sono, insomma, sintomi che non possono non essere presenti, in psicopatologia non è così, sono intercambiabili, come i bussolotti. Nell'approccio politetico, qui cito direttamente un collega psichiatra di Parma, si chiama Paolo Migone, il quale mi ha autorizzato a citarlo, dice: se è vero che i DSM nelle dichiarate intenzioni sempre fatte dai loro fondatori avevano l'obiettivo di avvicinare la psichiatria alla medicina, si veda l'edizione del DSM-5 dove si legge che il DSM è una classificazione medica dei disturbi, di fatto queste logiche si basano su un sistema opposto a quello vigente in medicina, che è monotetico. Quindi si può dire che i DSM, per così dire, allontanino la psichiatria dalla medicina anziché avvicinarla. Il DSM però è anche caratterizzato da un'altra logica, che è una logica categoriale. Ci tengo a precisare, faccio una excusatio subito, non petita. Io non sto minimamente dicendo che il DSM, cioè non sono un critico radicale del DSM, però va un attimo relativizzato, ok? Tutto qui è importantissimo, serve a comunicare, serve a orientarci nel mondo, poi questo lo vedremo, ma va conosciuto, vanno conosciuti anche i suoi limiti. La logica categoriale è nient'altro che definita a monte da un accordo convenzionale tra osservatori. Nelle prime edizioni l'accordo veniva raggiunto per alzata di mano tra gli osservatori. In qualche caso alcune psicopatologie hanno ottenuto dignità all'interno del DSM per un solo voto. No? Questo è il tipo di... Quindi questa logica qui ha sicuramente dei pregi, no? Perché la logica categoriale, quindi quella di definire convenzionalmente delle etichette psicopatologiche, ha il merito sicuramente di aver semplificato moltissimo il lavoro. Ci ha dato un linguaggio comune, ha alzato tantissimo l'attendibilità delle nostre diagnosi e delle diagnosi psicopatologiche, perché ora c'è un accordo. Fino al DSM-3 le diagnosi erano semplicissime descrizioni dei disturbi con un titolo, non c'erano le categorie diagnostiche. Quindi attenzione, perché il DSM in questo ha sicuramente un enorme vantaggio, l'attendibilità è molto più alta, no? Siamo molto più confidenti tra clinici rispetto all'attendibilità di una certa psicopatologia. C'è da dire che però la natura umana non è sempre definita in maniera categoriale, ma più che altro è dimensionale. Noi non siamo depressi, ansiosi, anoressici, possiamo essere un po' più depressi, un po' meno ansiosi, ok? No? C'è un continuum dimensionale. Questo non vale per tutte le diagnosi cliniche, chiaramente, perché in medicina soprattutto molte cose hanno una logica categoriale: o sei incinta o non lo sei, cioè l'epatite B o non ce l'hai, insomma, no? Quindi non vale per tutto. C'è da dire che l'incremento della validità nelle logiche costruzioni del DSM non ha alzato minimamente
dell'attendibilità non ha alzato minimamente la validità, perché il problema della validità rimane tutto in piedi anche nel DSM-5. È stato fatto un passo in avanti anche qui perché si sono aggiunti degli elementi dimensionali. Ci sono ad esempio per binge eating, per la bulimia nervosa, sono introdotti dei criteri di definizione dell'indice di gravità. Sono ancora criteri discreti, ci sono delle soglie, però si è fatto un passo in avanti rispetto alla dimensionalità. Leggo Allen Francis, psichiatra, membro del comitato per il DSM-3 e responsabile dell'APA nella task force che ha redatto il DSM-4. Cadere nello sbaglio di considerare realtà obiettive le diagnosi psichiatriche come fossero diagnosi mediche, ma anche cadere nell'opposto errore di considerarle inesistenti, sono frequenti errori tra i clinici. Le malattie mentali non sono malattie reali, ma neppure miti pericolosi. La nostra classificazione dei disturbi mentali non è altro che una collezione di costrutti fallibili e limitati che cercano la verità senza mai trovarla. La collega ha già parlato della fluttuazione diagnostica e dell'instabilità diagnostica nei disturbi del comportamento alimentare, per cui salto a pie pari tutto questo problema per arrivare al punto, e qui ho ancora poco tempo, quindi poi salterò alle conclusioni, che ho citato prima, no? Che vuol dire anche medicalizzazione? Vuol dire che io sento spesso anche dei tentativi affannosi di identificazione, ad esempio, della componente genetica per i disturbi del comportamento alimentare. Altro déjà vu con le tossicomanie, insomma, per 30-40 anni si è cercato sto gene, non si è mai trovato. Ora, dato che non si riesce a trovare alcuna prova obiettiva determinante rispetto all'eziologia genetica dei disturbi del comportamento alimentare, si è fatta qualche ipotesi grazie agli studi sui gemelli. Bene, ok, i gemelli forniscono alcune ipotesi su cui ragionare, ma queste ipotesi non sono prove. Non si possono portare gli studi sui gemelli come prova del fatto che ci sia un'eziologia genetica. Sono meramente indicativi quegli studi. Finché il gene non si trova, non c'è nessuna eziologia genetica. È un'ipotesi, come le altre. Cioè, spacciare delle ipotesi per delle prove obiettive è un errore logico ma anche epistemologico ed è alla base di moltissimi sbagli che poi si fanno nell'epidemiologia. Ok, dire che c'è un'indicazione è un conto, dire che è una prova è un altro, è un falso. Si sono coniate espressioni quali eziologia multifattoriale, io stesso la utilizzo, è vero, ma anche qui capiamoci, perché se diciamo multifattoriale lasciando intendere che noi i multifattori li conosciamo, stiamo facendo un altro errore, un altro falso. Noi non li conosciamo. Noi sappiamo solo che è un'eziologia multifattoriale, ma non conosciamo i multifattori eziologici. Multifattoriale per ora vuol dire solo una cosa, che l'eziologia dei disturbi del comportamento alimentare è incerta e dobbiamo dircelo, dobbiamo ammetterlo. È difficile lavorare così, è molto impegnativo, abbiamo il dovere di continuare a ricercare, ma non dobbiamo infondere false certezze. A partire da un'eziologia incerta è molto difficile condurre ricerche epidemiologiche valide. Abbiamo molta strada da fare, insomma. L'ultima cosa che può interessarvi, leggo spesso, no, che in alcune ricerche dove c'è un'eccessiva medicalizzazione, a mio avviso, del disturbo del comportamento alimentare, adotta come scusa l'elevata mortalità per il DCA. Beh, insomma, abbiamo detto che le cure sono indispensabili, ma tra gastroscopie, impedenziometrie, calorimetrie indirette e qualche più banale esame delle urine si suggerisce ogni tanto anche l'assistenza dello psicologo. Ritenuto particolarmente utile, traggo da un articolo recente, 7 giugno 2016, non mi piace citare l'autore,
lo psicologo è ritenuto molto utile per indagare la storia del peso del soggetto. Però ragazzi, per indagare la storia del peso poi ti spiegano che c'è bisogno di conoscere molto bene la psicometria e alcuni test, perché parliamo di cose molto complesse, per cui è amaro ma è così. Bene, io vorrei saltare un po' alle conclusioni perché mi capisco che c'è poco tempo, purtroppo vorrei dire altre cose, però è importante parlare di queste cose perché vedete, è chiaro che su di noi che siamo abituati al dialogo e alla discussione scientifica e ci piace confrontarci fino in fondo anche sulla validità dei costrutti che sono proprio della nostra scienza, ci può essere un dibattito anche forte, ma insomma ci capiamo. Ma quando si parla in maniera persuasiva, citando numeri farlocchi, con le burocrazie, lì il problema è grosso, Dobbiamo imparare a farci capire, perché sennò si crede davvero che questi disagi siano un po' come il cancro, come la leucemia, no? Siano disagi obiettivi. Non è così. La conclusione è semplicemente, io vi cito solo un collega, i colleghi sistemici conoscono bene Gregory Bateson, che amava citare spesso Alfred Korzybski, che soleva ripetere: la mappa non è il territorio. Ecco, questo è anche un po' il mio invito. Anoressia e bulimia non sono categorie concrete, ma sono rappresentazioni importanti, utili a semplificare la realtà, che hanno però natura indicativa e simbolica. Non vanno reificati in questo senso qui. La clinica non si fa con l'anoressia, che è una categoria astratta, ma si fa con le persone che soffrono di anoressia, la cui media statistica consente di parlare di anoressia e non viceversa. E guardate che questo è importante, perché alcune persone che soffrono di anoressia a volte vengono rifiutate da centri specializzati perché non sono abbastanza anoressiche, perché non sono pure, no, poco ariane. Le mappe possono essere molte: politiche, stradali, geologiche, topografiche, bidimensionali, tridimensionali, ma restano una rappresentazione simbolica della realtà. Per evitare la reificazione delle categorie statistiche e soprattutto scongiurare una visione monocolare della natura umana e della complessità dei fatti psichici e relazionali, occorre ricordare la massima di Bateson: la mappa non è il territorio. E in ogni caso, in psicopatologia, ogni mappa ha la sua dignità scientifica al pari delle altre. Grazie.